Tentato omicidio e resistenza pubblica ufficiale sono queste le accuse a cui dovranno rispondere due cittadini kosovari durante un inseguimento durato oltre una quarantina di chilometri. Più volte gli stranieri pare abbiano cercato di speronare l'auto dei carabinieri. Non solo, in provincia di Treviso una pattuglia sembra si fosse messa di traverso sulla strada per bloccare i fuggitivi, ma loro sono riusciti ad oltrepassarla rischiando anche di investire uno dei militari. I due stranieri sono stati bloccati a Ponzano. Per l'automobilista è scattato l'arresto, per il passeggero la denuncia. Tutto è iniziato sulla strada Acquarovasse nel Bellunese, quando una coppia, marito e moglie, si è fermata in un posto di controllo dei militari. I due hanno raccontato di essere stati aggrediti verbalmente da due persone a bordo di una macchina per futili motivi. La coppia ha fornito la descrizione della macchina, immediato l'intervento dei carabinieri che l'hanno intercettata a confine tra il territorio bellunese e quello trevigiano. All'alte dei militari dell'Arma, l'automobilista non si è fermato, anzi ha premuto sull'acceleratore ed è fuggito. La pattuglia a quel punto ha allertato i carabinieri delle varie compagnie. Montebelluna ha risposto supportando i colleghi del bellunese. Le indagini sono condotte dalla Procura di Treviso.